Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, eccoci ben ritrovati in una nuova partita commentata. Oggi analizziamo assieme, grazie al commento di Caruana stesso, questa sua partita che ha disputato contro Bakrot. Ricordiamo che i due giocatori, Caruana col bianco e Bakrot col nero, hanno rispettivamente 2712 punti elo e 2703, quindi veramente una sfida fra titani. Caruana apre con un cavallo in F3, D5, D4, cavallo F6 e gambetto di donna rifiutato. Ok, a questo punto solitamente ci sono varie continuazioni. Caruana sceglie di giocare quella del fianchetto con pedone in G3, segue il gambetto accettato, alfiere in G2, C5 per sviluppare anche il nero il proprio alfiere, arrocco, cavallo C6 e poi segue una mossa poco consueta che è questa qui, pedone per C5. Quindi il bianco sceglie di perdere praticamente subito il pedone per cercare di vincere la partita col suo vantaggio di sviluppo. Infatti segue uno scambio di donne, torre per donna, ok, e adesso praticamente il nero si ritrova con un pedone in più. La partita continua con cavallo in B, va in D2, minacciando il pedone in C4 e dato che quel pedone è spacciato perché sarebbe stato inutile giocare mosse come, non so, pedone in B5, dato che poi qui c'era l'alfiere Campochiaro che avrebbe fatto degli attacchi a raggi X, dato che mosse del genere erano inutili, per non perdere il pedone basta, il nero decide almeno di andare a rompere la struttura pedonale del bianco con questa mossa e il bianco ovviamente è obbligato ora a giocare pedone per C3. Segue poi l'arrocco del nero, cavallo in B3 andando a minacciare l'alfiere e l'alfiere si ritira in E7, un posto solitamente molto buono quello per l'alfiere. Il bianco spinge in C4, alfiere D7 per liberare le torri, alfiere B2 e il bianco ha praticamente un doppio fianchetto ed è sempre pronto in un eventuale cambio in modo tale che casomai la situazione si complica oppure ha bisogno di complicare lui la situazione. Qui ci sono sempre dei cambi, ricordiamoci che questo cavallo ora difende questo alfiere, dopo un eventuale cambio l'alfiere è libero, insomma ci sono tante possibilità. Quindi alfiere B2, torre in A va in C8. Qui qualsiasi giocatore si sarebbe aspettato torre in F e va in D8, ma qui invece il nero decide proprio di fare un vero e proprio sacrificio. Caruana tuttavia gioca pedone in C5, che serve ovviamente a preparare questa giocata. Cavallo qui e alla fine un fortissimo avamposto. Dopo pedone in C5 segue la fortissima cavallo in B8. Quindi il nero prepara alfiere C6 bloccando questo pedone e andando a contrastare l'alfiere Campochiaro del bianco. Segue quindi un cavallo in E5 andando comunque a catturare l'alfiere e dopo alfiere C6 segue cavallo per alfiere e cavallo per alfiere. Ora anche il cavallo del nero è in una buona posizione, torre in A va in C1 per sostenere il proprio pedone, torre in F va in D8 e abbiamo quindi le due torri che praticamente si guardano,
Cambio del bianco, torre per D8, scacco, e qui forse era meglio giocare una presa come cavallo per torre, mentre il nero decide di giocare torre per torre. E qui Caruana dice che c'è stato un vero e proprio errore strategico, e da qui proprio che degenera la situazione del nero. Alfiere per C6. A questo punto la struttura pedonale diventa simmetrica perché il nero è costretto ora a catturare col pedone. Torre C4, con l'intento di andare ovviamente in A4 e minacciare eventuali pedoni. Cavallo in D7, andando ad attaccare il solito punto, diciamo, debole del bianco, ma in realtà si rivelerà e poi il punto più forte. E4, guadagnando spazio ovviamente, e torre in B8, alfiere D4, super proteggendo ancora il proprio pezzo, torre in B5. Quindi tutto sta ruotando attorno a quel pedone. Re in F1, tanto ormai praticamente la partita è quasi bloccata, tutti i pezzi si difendono bene, quindi il bianco decide di portare il proprio re all'azione. F5, andando così a complicare la situazione, e Caruana decide di giocare questa spinta. E5. Questa mossa per la teoria è sbagliata, perché? Perché il bianco ha un solo alfiere ed è posizionato sulle case nere. Andando a mettere un altro pedone sulle case nere andiamo a indebolire il nostro alfiere. Tuttavia decide di giocare comunque questa mossa per assicurarsi di bloccare la situazione e far sì che qui in mezzo non possa più accadere nulla, e quindi concentrarsi eventualmente sull'ala di donna o sull'ala di re. Segue quindi un attacco forte con G5, F4, G per F4, G per F4, Re in F7, Re in E2, H6. Ora il nero sta facendo tutte mosse d'attesa e ovviamente ogni singola mossa che fa va a compromettere la solidità della propria struttura. Quindi H6, H3, A6, alfiere in E3, alfiere in F8, quindi sono un po' mosse d'attesa, re in D3, alfiere in E7, alfiere F2, alfiere in F8 e re in C3. Andiamo avanti, alfiere in E7, A4, minacciando la torre, alfiere, torre in B7, cavallo in A5 e torre in C7. Ok, ora il piano del bianco è stato effettuato, ovvero togliere la torre dalla colonna B. È il turno di re in D3, cercando di ottenere, di fare questa operazione. Siccome bisogna proteggere comunque questo pedone che attualmente è attaccato dal cavallo e dall'alfiere, il bianco vuole spostare la torre e mettere il re qui, in modo tale che abbiamo un re e alfiere che proteggono questo pedone, e quindi lasciare la torre libera dalla difesa di quel pedone. Quindi re D3, re in G6, torre in C1, re in H5. Ora il nero sta cercando di fare un attacco sull'ala di re, ma ovviamente senza alcun fine. Re C4, alfiere in H4, alfiere E3, alfiere G5. Sacrificio tentando il tutto per tutto. Caruana la chiama la mossa della disperazione. Ora il nero ha sì una bella catena di pedoni, ma secondo Caruana, infatti andrà così, non è sufficientemente forte. Scusate, prima della ripresa di pedone
viene questa mossa qui. Quindi abbiamo fatto F per G5, cavallo mangia scacco, re in D4, cavallo F3 scacco, re in D3 e ora H per G5, re in E2, cavallo H4, torre in D1. A questo punto seguono queste mosse qui, E5, quindi il nero sale su coi propri pedoni, torre in D6, ora il re nero non può più indietreggiare qui e questo pedone è ovviamente doppiamente attaccato. F4, alfiere in F2, E4, torre in E6, andando ad attaccare questo pedone che quindi avanza minacciando allo stesso tempo anche l'alfiere e alfiere per cavallo, quindi un cambio. Ora tocca al bianco con re in F3, torre H7, cavallo per C6, re per H3, cavallo in D4, re H2 e dopo questa mossa di torre praticamente il nero abbandona la partita.